Buona domenica, bentrovati ai telespettatori di Telecolor, il nuovo appuntamento del Punto. Ci siamo riposati domenica scorsa perché abbiamo festeggiato la promozione del Catania, insomma tutto il racconto della festa in diretta per appunto essere sul campo, essere live come sempre con la nostra informazione su Telecolor. Adesso ritorniamo, adesso immergiamoci nelle amministrative, le amministrative siciliane, le amministrative che riguardano 129 comuni in tutta la Sicilia, grandi e piccoli. Ci sono 4 capoluoghi di provincia, pensate, le città, la più importante che andrà al voto è Catania, ma ci sono anche Siracusa, Ragusa e Trapani, e poi altri 15 comuni con il proporzionale, cioè significa che sono comuni con oltre 15.000 abitanti, quindi insomma comunità insomma, che rappresentano altre parti, altre facce, altri aspetti della Sicilia. Tra questi c'è per esempio Acireale, che è una città a parte diciamo, nella geografia dei comuni siciliani. Anche là c'è una bella partita. Vi presento gli ospiti di oggi. Oggi con me c'è il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo. Buonasera Barbagallo. Buonasera a tutti. Lasciatemi salutare con grande piacere, anche perché oggi ci dà anche qualche notizia, il candidato del Fronte Progressista alla poltrona di sindaco di Catania, Maurizio Caserta, che conosco ovviamente anche per altri versi, è professore di economia politica all'Università di Catania, stimato, insomma rappresenta un po' tutto il mondo civico della città trasversalmente. Maurizio Caserta, buonasera. Buonasera a lei. Ecco. Saluto anche con grande affetto oggi per la sua prima apparizione nella nostra trasmissione da segretario regionale della Lega, o coordinatore, adesso chiederemo a lei come si dice, Annalisa Tardino. Buonasera Annalisa Tardino. Buonasera, ciao Luca, grazie per l'invito. Com'è? Segretario o coordinatrice? Come si dice? Ma guarda, diciamo, per me è assolutamente indifferente, come preferisci tu. Diciamo. Mi spetta il compito di coordinare, diciamo, la nostra classe dirigente, semplicemente coordinare, quindi va bene qualunque cosa. Sta facendo un lavoro enorme Annalisa Tardino al Parlamento europeo, diciamo, tra l'altro in un gruppo non facile, là le dinamiche sono abbastanza diverse rispetto al nostro Parlamento nazionale, insomma sta facendo un gran lavoro, complimenti per i siciliani al di là del partito politico, quindi complimenti anche a Annalisa Tardino. Saluto Lanfranco Zappalà, candidato indipendente alla poltrona di sindaco di Catania, è partito già 2 mesi fa con i cartelloni, con i social. Buonasera Lanfranco. Buonasera Luca, grazie per l'invito. Che è sempre un piacere, poi Lanfranco ci fa anche divertire ogni tanto, quindi insomma è serio ma ci fa anche sorridere, il che non guasta. Saluto, è ritornato, l'abbiamo scongelato per le amministrative. Ciao Totò, come stai? Ciao, come sto? Seduto su una sedia terribile. Sempre che si lamenta, lamentoso. Se poi ti faccio vedere subito 2 vignette, dai. No, una, perché poi abbiamo la copertina. Beh, allora, qua. La corsa a sindaco di Catania. Vediamola subito. Ecco qua. Vediamo, aspetta. Come una famosa favola. Aspetta, risistemiamo il collegamento con il tablet. Lo facciamo. Non si vede un attimo il tablet, adesso lo facciamo vedere. In caso vieni qua da me, te le faccio vedere qua. Allora, copertina oggi curata da Ottavio Longo. Ha scherzato, no? Tra palco, che è quello dei comizi, quello delle riunioni, quello dei caminetti, quello delle riunioni per scegliere il nome giusto delle coalizioni per il sindaco di Catania, tra palco e poi la realtà, che è quella di una città che veramente sta soffrendo con l'acqua alla gola, tanti problemi di questa città. Non invidio certamente chi sarà il prossimo sindaco di Catania, perché dovrà risolvere tantissimi problemi, raccolti in un minutino di copertina confezionata da Ottavio Longo.
E chiudiamo con le urne aperte, eccolo qua, le urne del Ministero dell'Interno. Allora, fatemi parlare, lo chiedo ai miei ospiti, fatemi parlare 10 minuti con Maurizio Caserta, insomma, che abbiamo anche l'opportunità di avere in anteprima. Domani Maurizio Caserta terrà una conferenza stampa aperta alla città per spiegare questa candidatura. Maurizio Caserta rappresenta il Fronte Progressista, quindi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e poi alcuni movimenti civici che hanno tenuto dei tavoli, delle riunioni nelle scorse settimane proprio per individuare i punti del programma. Maurizio Caserta, intanto perché diciamo, questa discesa in campo? So che è un termine che non appartiene a questo lato della politica, però insomma... Una precisazione, c'è anche Europa Verde tra i partiti. La discesa in campo è sempre un insieme di cose, senso di responsabilità, voglia di esserci, voglia di parlare, voglia di risolvere i problemi, amore per la città. Tutte queste cose insieme poi ci portano a decidere e c'è sempre una soglia. Prima è no, poi succedono delle cose che ti portano a dire sì. E credo senza... cedere alla retorica, in questa fase tutti abbiamo esercitato senso di responsabilità e quindi credo che questo sia l'elemento più importante, consapevole che c'è stato un percorso complesso, partito da poche persone attorno a un tavolo che a poco è cresciuto, c'è stato un invito forte alle forze progressiste di trovare un punto di equilibrio. Questo è stato trovato, il percorso è continuato, c'è stato un momento di crisi, quel momento di crisi è stato superato. Credo che abbiamo dato una bella impressione di forza, di capacità di risolvere i problemi. Allora, Maurizio Caserta, scusi se la interrompo, lei l'abbiamo visto dalle immagini, abbiamo partecipato diciamo, a queste riunioni aperte del fronte progressista, l'abbiamo vista là seduto, cioè lei c'era sempre, c'erano anche altri personaggi insomma, che appartengono a questo mondo, ad ascoltare, magari a dare il suo contributo. In effetti però la scelta inizialmente era caduta su un altro candidato. Questo diciamo, in qualche modo mi sembra non l'abbia turbata più di tanto. No, l'unica preoccupazione erano le vicende personali dell'amico Emiliano Abramo e che ovviamente non vanno discusse. È successo e appunto, come dicevo, la coalizione insieme alle forze che le stanno attorno è riuscita a trovare una soluzione alternativa e io ho fatto la mia parte. Cioè non soffre diciamo, della sindrome della seconda scelta, ecco, non? No, ho sufficiente stima di me stesso per non soffrire di... il percorso della politica è un percorso a tappe, deve affrontare soluzioni, deve affrontare crisi. Questo è una parte del percorso. Che lei Caserta si era già candidato a sindaco di Catania, tra l'altro con una lista indipendente, quindi anche lì senza connotazione politica. Questa candidatura è diversa, ha una connotazione politica, ha dietro delle segreterie, delle segreterie che sono segreterie provinciali, regionali ma anche nazionali, insomma questa partita chiaramente, lo sa bene, è una partita che avrà tutti i riflettori addosso da parte anche della stampa nazionale, non peraltro per la città di Catania, la più grande che va al voto, ma la città di Catania andrà al voto 2 settimane dopo tutte le altre città italiane che voteranno per le amministrative. Quanto pesa dal punto di vista politico e qual è la differenza rispetto a quell'esperienza che aveva fatto, tra l'altro con grande successo devo dire, perché diciamo, le percentuali sono voti, sono numeri, lei ha raccolto se non ricordo male quasi 8% di consensi, era 7 qualcosa insomma. Per cominciare 10 anni non sono passati in vano, sono successe tante cose, non tanto a Catania ma nel mondo. Questo significa che chiunque oggi si candida a governare una città, non piccola, non grandissima, ma certamente non piccola come Catania, deve assumere una cifra politica, perché l'amministrazione non è neutra, l'amministrazione è caratterizzata politicamente, anche se si tratta di aggiustare il tetto di una scuola elementare, i modi e i tempi con cui quella riparazione viene fatta hanno una caratterizzazione politica. Allora non possiamo rinunciare a estendere lo sguardo al di fuori della città e
osservare che oggi chi si prende questa responsabilità fa parte di un disegno più ampio, che è il disegno del cambiamento che c'è attorno a noi, c'è nel Paese, c'è in questa regione, c'è nel Mediterraneo. Credo che dobbiamo essere consapevoli che questa città non può risolvere le sue questioni all'interno e pensare che tutto si risolva nelle questioni interne tra i partiti, tra le organizzazioni. Non può essere così, perché altrimenti il degrado è dietro l'angolo, in parte c'è già. E allora oggi tutti, in qualsiasi parte si collochino, dobbiamo essere consapevoli che la partita è complessa, la partita è importante e questa città, questa comunità, nella regione in cui è collocata, deve rivendicare un ruolo per sé, perché se non lo rivendichiamo arriva da fuori e poi ce lo prendiamo così com'è. Quindi cominciare a far capire a noi stessi, per cominciare a tutti gli altri, che questa è una partita non della città, è una partita del Paese, è una partita dell'Europa. Senta Casetta, la città, lo sappiamo, insomma, ce lo siamo detti tante volte, l'abbiamo detto anche attraverso questa trasmissione, è una città che sta vivendo un periodo probabilmente tra i più brutti della sua storia. L'altro giorno, proprio qui alle nostre telecamere, Sebastiano Ardita, che è uno stimato magistrato della Procura di Catania, ha detto, dice, una volta i sindaci di Catania venivano ricordati e passavano alla storia per quello che facevano, adesso passano alla storia per altre vicende o per quello che non fanno. Cioè fare il sindaco di una città importante, diciamo, lasciamo perdere le classifiche, diciamo tra le prime 10 città d'Italia, quindi già questo, diciamo, pesa. È una città che è ridotta allo stremo, tra rifiuti, diciamo, imprese che non investono più, se non alcuni multinazionali, quartieri slegati, la sicurezza, insomma, da dove partirebbe lei per la sua azione di governo della città? Partirei per cominciare negando un modello del passato. Il modello del passato era quello di mostrare che la città si governa attraverso tecniche di raccolta del consenso. Andando in giro si parla della corazzata del centrodestra. Poi diciamocelo, quella corazzata è una sorta di profezia che si autorealizza, cioè tutti pensiamo che sia una corazzata, quindi diventa una corazzata. Però guardiamo qual è la base su cui quel modo di fare politica, che forse si è esteso anche ad altri schieramenti, è un modo che appunto si basa sulla raccolta disinvolta del consenso e la gestione disinvolta dell'azione pubblica. Catania ha bisogno di rigore, di regole, non per l'estetica del rigore, ma perché quella è la condizione dello sviluppo, perché in un quadro in cui tutti fanno quello che vogliono, uso un'espressione forte, però se lei va in giro per la città... così è inutile girarci intorno. L'espressione che tutti utilizzano è questa, ma se si fa tutto quello che si vuole, a perdere sono sempre quelli privi di forza fisica, di forza economica, di forza sociale. Quindi non serve a nessuno l'abbassamento del livello del rispetto della regola. Questa è la priorità, in tutti i campi. Bisogna avere il coraggio di non limitarsi al parcheggio in seconda fila, ma guardare a tutta la filiera che va ai grandi appalti, che va al racket del cimitero, che va alle questioni dove vengono in discussione vite e risorse delle persone. Se noi abbiamo questa capacità di assumere questo coraggio e guardare tutto accendendo fari dappertutto, con la speranza che il Paese si accorga che questa città può acquisire questo senso di responsabilità e lavorare non soltanto per sé ma anche per gli altri. Catania è una città estremamente importante, estremamente bella, i turisti la apprezzano tantissimo, dobbiamo cominciare ad essere all'altezza. Senta Casetta, professore universitario, insomma, conosciuto, diciamo, stimato, insomma, anche dagli ambienti, insomma, professionale della città. Il rischio è che lei diventi l'ennesimo candidato di elite del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, eccetera. Come si fa a rifugire da questa affermazione? Io non posso fare quello che non sono. Questa è la mia storia, questi i miei principi. Mancherei di rispetto alle donne e agli uomini con cui parlerò se mi nascondessi dietro una maschera che non è la mia.
Quindi io devo parlare con chiarezza con tutti, cercando di convincerli con le capacità che avrò che c'è una strada diversa da quella del passato. La strada non può non passare attraverso la riaffermazione forte dei diritti. Il nostro programma, che tutti abbiamo condiviso, è un programma che parla di 10 diritti fondamentali. Dobbiamo trovare lo spazio, soprattutto per i più giovani. Quelli della mia generazione si sono abituati al caos e sanno come trovare la strada per risolvere la questione. Non possiamo pensare che i ventenni, i trentenni di oggi si abituino, perché la reazione la conosciamo, se ne vanno. Quanti ne ha visti fuggire in questi anni? A migliaia, a migliaia. E ricordiamoci che perdiamo il meglio, perché qui i talenti non vengono apprezzati e quindi è inevitabile che poi chi ritiene di averlo, quel talento, cerchi il luogo dove quel talento è apprezzato e remunerato adeguatamente. Bene, allora, questo è Maurizio Caserta. Adesso abbiamo parlato, insomma, andiamo in pubblicità adesso, poi fa il candidato, si confronta con gli altri, ci sono gli altri ospiti, c'è la nostra amica Annalisa Tardino, che è di un'altra idea, immagino, no? Completamente diversa, e sta cercando di sbrogliare anche altri tavoli ben più ingarbugliati, perché poi è questo, no, Caserta, il centrodestra, è inutile dircelo, no? Se è unito nel sud vince, cioè diventa difficile da battere. Lei l'ha detto, uno dei motivi, cioè la corazzata del consenso. Dico, poi questa è un'analisi che faremo anche dopo, però è lì, e adesso in questo momento qualche frizione c'è, quindi là potrebbe, insomma, no, inserirsi la proposta di Maurizio Caserta. No, noi dobbiamo lavorare per la nostra proposta e non avvantaggiarci dai problemi degli altri. Molto sportivo. Allora andiamo in pubblicità e poi entriamo nel dibattito. Ponte sullo Stretto compreso. Rientriamo in diretta, il punto di oggi 26 marzo 2023, mancano aprile, maggio, 2 mesi, Barbagallo, 2 mesi, beh, un poco più, qualche giorno più di 2 mesi alle elezioni. Ci ha raggiunto in studio Totò Calima, saluto anche Pippo Arcidiacono, che è l'ex assessore del comune di Catania, oggi con Fratelli d'Italia, ed è uno dei candidati alla poltrona di sindaco di Catania per il centrodestra, almeno così raccontano i suoi manifesti affissi, insomma, per tutta la città. Buonasera Arcidiacono. Ciao Luca, grazie per l'invito e una buona serata ai telespettatori. Allora, Annalisa Tardino, partiamo dalla dimensione regionale. Qui c'è Anthony Barbagallo, insomma, quindi abbiamo le due campane, insomma, avete entrambi problemi di differente tipo, però insomma... Intanto lavoro da fare. Intanto questa settimana è stata la settimana dell'arrivo di Matteo Salvini a Catania, quindi insomma almeno la Lega ha messo, come dire, le cose in chiaro. Più chiaro di così non si può, no, Tardino? Insomma, voi avete espresso una proposta che già è anche questa sui cartelloni della città di Catania, per Catania, ma avete espresso anche posizioni sul resto dei comuni siciliani. Gli altri 3 al voto sono Trapani, Ragusa e Siracusa. Com'è la situazione in casa Lega e in casa centrodestra? Beh, guardi, io intanto voglio partire da un'affermazione che ha fatto il professore Caserta, allorché ha detto che ci vuole coraggio. E effettivamente ritengo che è più coraggioso di Valerio Sudano, che lascia un comodo seggio alla Camera per candidarsi, offrire la propria candidatura al centrodestra per la poltrona del sindaco di Catania, con tutti i problemi, diciamo, che i sindaci hanno, no? Credo, insomma, che di più coraggioso non ci sia nessuno. Quindi noi stiamo facendo la nostra parte e la stiamo facendo per bene, con una candidata che è offerta al tavolo del centrodestra, ma che è l'unica ad oggi di fatto candidata del centrodestra, si porta avanti, fidelizza. No, c'è Pippo Arcidiacono, Tardino, c'è Pippo Arcidiacono. L'unica donna, ha detto. Ah, l'unica donna, scusi. Arcidiacono, scusi. Arcidiacono, scusi. Manca solo questo. No, allora, preciso di partito, ecco, insomma, Di partito. preciso che... Ecco, so che gli amici di Fratelli d'Italia ancora non hanno svelato la loro scelta. Noi da questo punto di vista siamo anche qui avanti, perché Valeria Sudano è la candidata di partito ed è l'unica candidata di partito, non abbiamo, ecco, da questo punto di vista nessuna querela interna,
per cui stiamo lavorando e confidiamo molto che il centrodestra si unisca. Poi sulle altre posizioni, io al tavolo venerdì scorso ho detto chiaramente che dobbiamo anche comprendere la partita di Catania come si chiude, perché è vero che ci sono dei nomi tutti validissimi in corsa per gli altri capoluoghi, però chiaro è che insomma, le indiscrezioni che sono uscite fuori vedrebbero un quadro che anzi farebbe indurre, e me lo auguro, insomma, un legittimo affidamento sul fatto che la poltrona di Catania vada a Valeria Sudano, perché se si è parlato, così come si è parlato, di un candidato di Fratelli d'Italia a Trapani, un candidato vicino a Fratelli d'Italia a Ragusa, un candidato di Forza Italia a Siracusa, mi sembra insomma che il quadro sia chiaro. Allora aspettiamo insomma che si dissipano, diciamo, queste discussioni, altrimenti ritengo che insomma non possiamo chiudere così facilmente anche gli altri capoluoghi. Bene, chiaro. Allora facciamo sentire Salvini cosa ha detto, così vediamo anche un po' la posizione del segretario nazionale della Lega, e poi sentiamo anche Schifani, sempre per chiudere questo quadro di centrodestra, prima di dare la parola a Pippo Arcidiacono, anche lui vorrà dire qualcosa, immagino, su queste dinamiche tutte interne al centrodestra. Prima Salvini. Ecco, io con Valeria, che ritengo donna di assoluto livello, sto parlando del futuro della città. Spero che tutti, più che di chi fa cosa al candidato, uno va avanti, uno va indietro, portino sul tavolo del centrodestra un'idea di città. La Lega un'idea di città ce l'ha ben chiara, poi noi non pretendiamo nulla, non imponiamo nulla, offriamo alla città un ottimo sindaco. Non imponiamo e con pari dignità chiediamo che con gli altri si parli. Poi è abbastanza bizzarro il comportamento di qualcuno che decide cosa devono fare gli altri. Come io ricordo la stessa traversia per la scelta del sindaco di Palermo, per la scelta del governatore della Sicilia, non fu scelto a Roma, fu scelto in Sicilia. E quindi il sindaco di Catania deve essere scelto dai catanesi, non dai milanesi o da qualcun altro. Infatti io non vengo a imporre, vengo a proporre. Per Valeria sarebbe molto più comodo fare il parlamentare con uno stipendio garantito per 5 anni e chi vivrà vedrà. Non penso che ci guadagni né economicamente né da altri punti di vista, ma la capisco, perché se uno ha radici nella sua città l'ambizione più bella è fare il sindaco. Quindi noi la offriamo sperando che ci siano risposte altrettanto alte. Chi farebbe un passo indietro, se lo farebbe? Con quale nome sul campo di Fratelli d'Italia? Ma io non sono, in questo momento non penso ai passi indietro, penso a quello che devo fare per la città, faccio passi avanti, non faccio passi indietro, non mi piace camminare al contrario. In Sicilia votano 4 capoluoghi, in Sicilia votano 4 capoluoghi, giusto? Noi abbiamo fatto proposte in tutti i capoluoghi? No. A Catania riteniamo di avere un candidato all'altezza? Sì, lo mettiamo a disposizione del centrodestra e della città. E questo era Matteo Salvini. Le piace Valeria Sudano come avversaria, Caserta? È una cara amica, quindi certamente sarà una bella disputa. Secondo lei potrebbe essere una candidata da sfidare sui contenuti, diciamo, perché poi parlano tutti di nomi, di candidature autorevoli o no, non si parla assolutamente di programmi, cioè non abbiamo visto fino ad ora un programma. Beh no. Forse sì, insomma, è quello del tavolo. Avete impiegato molto tempo in questi tavoli. Anzi, vi è stato detto anche, basta con questi tavoli uscite il nome, esattamente al contrario. Però, insomma, questo è il tema, no? Cioè, si parla poco di programmi, quindi, insomma, si potrebbe, secondo me, parlare con Sudano di programmi, no? Felicissimo, pronto. E Arcidiacono, è stato chiaro Salvini, perché secondo lei potrebbe esserci spazio per lei o per un altro nome di Fratelli d'Italia? Guarda Luca, io ho ascoltato Salvini e rispetto le sue idee, rispetto Valeria, ci mancherebbe altro, una cara amica, la ritengo chiaramente valida da tanti punti di vista, ma credo che Fratelli d'Italia sino ad oggi ha fatto un passo indietro per quanto riguarda la regione siciliana, per quanto riguarda Palermo, per quanto riguarda Messina, quindi ritengo che essendo il primo partito nazionale, ma anche regionale, e lo sarà anche a Catania, è opportuno e giusto che possa spendere un nome ovviamente valido che possa rappresentare tutto il centrodestra nelle prossime amministrative. Quindi per carità anche noi offriamo come Fratelli d'Italia nomi di elevato spessore, io credo che lo posso dire con un'assoluta certezza, non imponiamo niente a nessuno, ma riteniamo che sia equilibrato il fatto che Fratelli d'Italia possa avere come dire, il candidato sindaco e
mi riferisco a quello che dici tu e condivido il programma. Noi siamo per il programma, ne abbiamo assolutamente uno ampissimo, sarebbe bene che si iniziasse a parlare di programmi e non di nomi, perché circolano sono nomi, ma di una città che ha bisogno di tanto si parla poco. È vero, ma perché lei sarebbe meglio degli altri nomi che circolano? Manlio Messina, Ruggero Razza, Sergio Parisi. Ma che perché detto, io non ho mai detto che sono uno che si propone e quindi che poi possa essere meglio o peggio lo diranno i catanesi se mai dovessi essere indicato da Fratelli d'Italia. Io posso dire l'esperienza che ho maturato in quasi 30 anni di città e non solo, faccio il primario e chiaramente anch'io non vado a cercare poltrone per chissà quali guadagni, mi voglio assolutamente mettere a disposizione del partito e del centrodestra perché possa davvero dare una svolta a una città che ha necessità di voltare pagina ed iniziare un percorso che la possa portare ai fasti che merita, quindi ai programmi che ho voglia di fare, di dire e di evitare di parlare di tutte le altre cose. Va bene, insomma, adesso però entriamo anche nella polemica di Fratelli d'Italia, che mi pare che non stia navigando in acque molto serene. È un partito che all'interno ha un po' di problemi a partire dal coordinamento regionale. Allora, arriva un comunicato del Codacons che dice indecoroso candidarsi solo per ottenere un assessorato quando non si ha alcuna possibilità di essere eletti. Il proliferare di autocandidati, cioè di persone che non hanno alcun seguito dal punto di vista politico, ma che si dichiarano aspiranti sindaco della città dell'Elefante solo per ottenere successivamente un assessorato dà vita a uno spettacolo indecoroso. Quindi insomma il Codacons richiama tutti. Ma chi sono questi? No, non lo so, richiama tutti, non fa nomi, richiama tutti, insomma, perché Luca, abbiamo visto almeno una decina di candidati, dico Tolto Caserta che ci presenta 14 attualmente. Quanti sono, Zappalà? 14 attualmente. In mezzo penso che questa cosa del Codacons, insomma, Gli assessorati, scusa, sono 10, quindi... Luca, però voglio dire una cosa, io poc'anzi ho sentito Salvini che diceva l'idea di una città, quindi vorrebbero mettere un rappresentante della Lega come idea di città. Forse qualcuno dimentica che in questa città l'amministrazione poliesuscente aveva 2 assessori della Lega. Quindi vorrei capire quale idea di città ha Salvini, se è quella che hanno lasciato ora o qualcun'altra che magari sogna, perché fino ad oggi abbiamo visto che l'idea di città è lasciata proprio nelle mani di nessuno. Annalisa Tardino, qui si è chiamata in causa. Ma guarda, infatti l'idea di città che la Lega ha messo in atto è quando il ministro, durante la gestione dell'amico salvare Catania, per esempio. Ma salvare Catania, un po' di non me ne voglia, ma salvare Catania voi l'avete affossata Catania, cioè l'avete affossata Catania, ora chiedete un ricambio generazionale e soprattutto continuare con la stessa politica. L'abbiamo affossata noi, dico, peraltro non siamo Scusate, chi l'ha affossata? Un centro-sinistra moderato? Piano, non vi parlate addosso. Investimenti per salvare Catania. Investimenti, ho capito. Fino ad oggi invece investimenti non ce ne sono stati a Catania. Cioè avete avuto due rappresentanti in questa amministrazione per quanto riguarda la Lega. Oggi vi state state litigando tra di voi e volete che questa città continui a rivotare gli stessi. Beh, fatelo se la cittadinanza è d'accordo. Guarda, noi io ritengo che invece siamo gli unici che abbiamo, ripeto, durante l'amministrazione del caro amico Salvo Pogliese aiutato anzi Catania ad uscire da un contesto finanziario che di certo non ha creato la Lega, visto le precedenti amministrazioni. Ma infatti nel momento in cui, vi ricordo, se no dobbiamo chiudere il microfono, il collegamento si sente più piano rispetto a chi è in studio. Che nel momento in cui c'è stato un grave problema per quanto riguarda la raccolta della differenziata, il vostro assessorato ha lasciato proprio nello stesso giorno l'assessorato. Se questo è senso di responsabilità, lo giudicheranno gli elettori. Sì, quella era una scelta politica fatta dal sindaco e non dal nostro assessore. Problemi vostri. Sì, ha fatto delle proposte valide. Andiamo al Partito Democratico, che qui oggi è successo pure altro clima sereno qui nel Partito Democratico. Allora, il Partito Democratico, oggi c'è stata l'assemblea provinciale del Partito Democratico, quindi è stato dato il via libera alla candidatura da parte del Partito Democratico di Maurizio Caserta, con 69 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti su 69 presenti. Guarda come ride, soddisfatto Barbagallo. Però
che succede? Poi è stato dato il via libera anche a altri sindaci, candidati di sindaci della provincia di Catania, tra cui appunto a Cireale, che sarà Francesco Fichera, Quintino Rocca da Sant'Antonio, Andrea Ingiulla a Biancavilla e Claudia Daita a Riposto. Però che cosa è successo? Arriva il comunicato a stretto giro di Enzo Bianco per voce di Elisabetta Vanin. Ora noi la leggiamo politicamente, però in realtà il comunicato è firmato dalla lista con Bianco per Catania, quindi Crocitti e Elisabetta Vanin, sulla questione diciamo di quello che è accaduto all'Assemblea provinciale. Cioè loro lamentano che non sono stati presi in considerazione di non fare parte di questo partito. Dice il comunicato, inizia proprio così: è tutta colpa di un caffè quello che potrebbe non essere stato preso da Enzo Bianco con la segretaria provinciale del Partito Democratico Maria Grazia Leone. Quindi dopo quello della crostata, dell'arancino e della triglia, il mancato patto del caffè ha introdotto il PD nostrano a decidere nel corso di un'assemblea eccetera la candidatura di Maurizio Caserta. Quindi molto polemica, diciamo, magari il PD avrebbe voluto, questi due esponenti che non sono neanche parte del PD ma della lista Bianco per Catania avrebbero voluto un sostegno da parte di queste forze progressiste alla candidatura di Enzo Bianco. Allora, intanto non l'ho fatto per le vie brevi, lo faccio così pubblicamente, auguro buon lavoro alla Tardino perché da qualche settimana è mia collega, quindi omologa, e quindi veramente un grande in bocca al lupo. E vi siete ritrovati anche al raddoppio ferroviario quando è stata a Taormina, perché lei fa parte della commissione trasporti, la Tardino insomma sostiene ovviamente l'azione del ministro dei trasporti Matteo Salvini, quindi era presente anche come componente europarlamentare della Lega. Allora, rispetto al quadro che hai fatto tu, Luca, all'inizio della trasmissione, votiamo in Sicilia in 129 comuni e il dato significativo di Catania, a mio giudizio, che dà subito all'occhio rispetto al panorama siciliano, è che a Catania è l'unica città in cui Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra fanno l'accordo. Speriamo di annunciarlo presto anche a Siracusa, ma al momento è l'unica città su 128 comuni dove si è trovata la quadra. Questo testimonia anche una maturità del gruppo dirigente qua a Catania e la netta volontà di costruire un'alternativa rispetto alla gestione del potere di questa città negli anni passati. Il processo di ricostruzione della coalizione è stato un processo partecipato, democratico, fatto sotto gli occhi di tutti nei tavoli di Catania Po, dove si sono seduti al tavolo, al momento di confronto hanno parlato del programma elettorale e dei problemi della città, proponendone anche le soluzioni, quasi 1000 esponenti. Maurizio Caserta è stato il comune denominatore di tante iniziative, ha conosciuto personalmente le tantissime persone che si sono sedute attorno al tavolo e quindi è stato il terminale naturale di questo processo. Arriviamo con la consapevolezza non soltanto del dato territoriale ma anche del dato politico sovranazionale. Catania sarà la città più importante al voto nelle elezioni amministrative di maggio in Italia, con la vergogna tutta siciliana che spostiamo le elezioni per non dare la possibilità ai partiti, e in questo il Presidente Schifani ne è complice, di utilizzare l'effetto di trascinamento sotto scopa di alcuni partitini della maggioranza. Non solo alcuni partitini, poi è venuto fuori, era un po'... ma me piace Fratelli d'Italia. Uno dei due. Uno dei due. Sarà il comune in cui Elly Schlein e Giuseppe Conte faranno il loro esordio per misurare anche la tenuta di un'alleanza in prospettiva, di un'alleanza che ha come punti che la tengono insieme alcuni elementi importanti come la lotta per le diseguaglianze, i temi dell'ambiente, dell'inquinamento, che ovviamente hanno riflessi nella città di Catania. Sulla nota di oggi non scopriamo nulla di nuovo. Se la lista Bianco per Catania, i suoi autorevolissimi esponenti, al di là del confronto dentro il partito, che non è stato mai negato a nessuno, avessero voluto partecipare al tavolo da cui è emerso il comune denominatore di Maurizio Caserta, nessuno gli avrebbe negato questa possibilità. Ma l'aria che tira dentro
il confronto della coalizione, ma onestamente anche in città, è che si vuole avviare una fase nuova rispetto al passato, negli uomini, nelle storie, nelle persone e onestamente anche nella risoluzione dei problemi, perché il malgoverno degli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Nei giorni scorsi Jacopo Torrisi, che è componente della segreteria regionale del Partito Democratico, ci ha detto una cosa che un po' come dire, ci ha fatto riflettere. Ha detto, dice, in nessuno dei tavoli c'è stata mai tanta unità quanto quella di non condividere la candidatura di Enzo Bianco. Cioè tutti erano d'accordo a non proporre Enzo Bianco. Ma perché? Cioè, non è, come dire, Io credo che un esponente di peso di questo mondo, al di là ma nessuno contesta il peso politico di Enzo Bianco, né che ha scritto la storia della città dalla fine degli anni '80 e per un lungo periodo. Il tema è che dobbiamo costruire una città che guardi al 2030 e quindi servono forze fresche, serve forze nuove e serve anche un impegno a disposizione della città di Catania 365 giorni all'anno. Pesa il giudizio della coalizione, in particolare su alcuni aspetti come quello dell'assenza in Consiglio Comunale, quello della capacità di interdizione rispetto alle problematiche tante che ha avuto la città di Catania. Insomma, serve una nuova stagione. E poi c'è un altro aspetto, a mio giudizio, dirimente, che è emerso non soltanto nel dibattito della coalizione ma soprattutto dentro il partito. Il Partito Democratico ha contestato aspramente Salvo Pogliese per la scelta di candidarsi nonostante fosse imputato per un reato contro la pubblica amministrazione. Ecco, oggi Bianco è nella stessa condizione e quindi non possiamo come dire, proporre una candidatura che avrebbe le stesse caratteristiche di quelle che abbiamo contestato proprio da questo punto di vista. Devo fare anche una precisazione, Elisabetta Vanin è componente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, Mario Crocitti è componente dell'Assemblea Provinciale del Partito Democratico, quindi diciamo, a maggior ragione, diciamo, testimonianze che si sono sentiti fuori. Vignette di Totò, poi però voglio coinvolgere anche Annalisa Tardino nei grafici che manderemo in onda tra poco, che sono i grafici di Demopolis, perché in qualche modo, diciamo, l'elezione di Elly Schlein ha un po' scompaginato come dire, tutto quello che c'è dietro Fratelli d'Italia, che viaggia ancora a percentuali molto importanti a livello nazionale. Ovviamente qui si parla di voto d'opinione, quindi è importante capire cosa sta succedendo. Totò, vignetta. Allora, io riassumerò un po' tutti questi temi. Non ti preoccupare, abbiamo tempo. Intanto la corsa al sindaco di Catania. Vediamo, ecco a tutto perché c'è schermo. il caos nel centrodestra, il centrosinistra sembra aver trovato finalmente un candidato e riprendendo una favola di Esopo, ecco qua il centrosinistra che va come sei, e il centrodestra come sei intellettuale, cioè il centrosinistra è la tartaruga, Barbagallo, Caserta, voi siete la tartaruga e il centrodestra ma arriverà lontano la tartaruga però. Però lui è come per dire, no? sta dormendo, poi parte tutto, poi in estate tra l'altro. Catania, esiste il candidato pronto a fare il miracolo? Stendi il velo di Sant'Agata? No, stendo un velo pietoso. Questo, il velo pietoso, sorride anche Caserta. Andiamo avanti. Siccome Luca Ciliberti vuole vignette che fanno sorridere, anzi ridere, però ecco, no sorridere. Salvini presenta il modello del ponte sullo stretto, un amore di plastico. Annalisa Tardino, un amore di plastico. Fammela parlare sul ponte, va, com'è? Ha fatto un convegno partecipatissimo a Palermo sul ponte. Sullo Sudano. Aspetta che la vediamo, Sardino, vedete cos'è il ponte? Tutti che lo criticano sto ponte. Parlo io? Sì, abbiamo fatto un convegno partecipatissimo, non avevo capito se aspettavamo ancora un'altra vignetta. C'è. Sul ponte, ma non solo sul ponte. Tengo a precisare insomma, che abbiamo avuto illustri ospiti, professori anche accademici, che hanno parlato dei benefici del ponte e di quello che il ponte porterebbe e di qual è la connettività. Io peraltro tengo a precisare che sono anche in Commissione Trasporti, Luca, al Parlamento Europeo, quindi ero presente anche nella qualità insomma, di membro della Commissione Trasporti, e lì ci stiamo battendo molto perché l'opera non è solamente voluta dalla Lega, diciamo, da una parte molto cospicua di siciliani e calabresi, ma anche voluta dall'Unione Europea, perché la rete TNT diciamo, si deve collegare, il corridoio scandinavo si deve collegare direttamente diciamo, alla Sicilia, per cui il collegamento stabile attraverso un'opera infrastrutturale come quella del ponte diciamo, è una richiesta quasi espressa da parte dell'Unione Europea. Tardina, facciamo un sondaggio qua in studio, facciamo un sondaggio. Professor Caserta, lei è favorevole o contrario al ponte? Io ho
63 anni. Sento parlare del ponte da 50 anni. Magari forse se ne parlava prima, ma non ci avevo prestato attenzione. Che lo facciano. Che lo faccia, tante parole. Beh, Totò, tu... Sì, vabbè, io ti farò vedere. Tu rispondi con la vignetta. Arcidiacono, favorevole o contrario al ponte? Non si può non essere favorevoli. Direi. Zappalà. Io ho 55 anni, posso essere favorevole, ma credo che ci siano importanti opere, forse più importanti ancora prima del ponte. Ma che significa posso essere favorevole? Sì o no? No, posso. Sì, posso essere favorevole ovviamente, ma sei dico, favorevole, ci sono delle infrastrutture che devono essere, nel mio giudizio, insieme ad altre infrastrutture. Quindi qui è 100% di no, vediamo Totò. Sì, no, sì, io sono favorevole. Quindi 100% Tardino. Tu non ti sei espresso, giusto? 100%. Vediamo, ancora siamo sempre stati d'accordo, da Carlo Magno in poi siamo tutti. Però aspetta, perché forse potrebbe esserci un... No, sì, per il ponte, però 100%, con una precisazione che va detta, soprattutto stasera. Io trovo fuori luogo la strumentalizzazione del ponte in questo tempo politico. Salvini che viene a Trappidello per l'inizio dei lavori di un'opera che ha finanziato il Partito Democratico, quello dell'anello ferroviario Messina, Catania, Palermo, e dice che i lavori inizieranno in 2 anni, io credo che sia una presa in giro nei confronti dei siciliani, del paese, e che si strumentalizza, si specula sulla sete, sulla voglia di infrastrutture che c'è nel Mezzogiorno da parte della gente del Sud, per dare una speranza che poi la solita promessa elettorale... Perché non possono cominciare tra 2 anni? No. Non possono perché? cominciare. No, perché dico, noi abbiamo votato il regolamento TEN-T in commissione trasporti e non ci sono i tempi tecnici per iniziare entro i 2 anni i lavori. E come dire, siamo nel marzo del 23 e nel marzo del 25, come dire, poi la storia mi darà ragione, senza beneficio io non lo so se sono ancora qui nel marzo del 25, quindi sbrighiamoci prima se dobbiamo fare dei colpi di scena. Però è insopportabile perché c'è il candidato sindaco della Lega in un comune importante della Sicilia che si prendono in giro i siciliani. Allora, prima vogliamo vedere il ponte, vogliamo vedere se veramente il progetto sarà un progetto sostenibile, perché certamente fare il ponte con le stesse impostazioni tecniche del 2001 a campata unica, e come si facevano i ponti 20 anni fa. Scusi se la interrompo, Barbara, però hanno detto tutti che, diciamo, come opera ingegneristica è perfetta, cioè resisterebbe al vento, alle raffiche di vento anche altissime, al sisma. Cioè, paradossalmente, ha detto Tozzi, non uno qualunque, un geologo di fama, ha detto, dice, paradossalmente se dovesse arrivare anche questo famoso Big One, l'unica cosa che rimarrebbe in piedi sarebbe questo ponte rispetto a tutto. Noi continuiamo a nutrire forti dubbi su questa impostazione a campata unica, tant'è che con la De Micheli, Ministro delle Infrastrutture, abbiamo proposto una soluzione diversa, molto più sostenibile e veloce da realizzare. Ci misureremo nel merito della proposta del Ministro Salvini, l'importante è che non prendiamo in giro i siciliani e diciamo che entro 2 anni iniziano i lavori. Tardino, immagino che voglia replicare. Guarda, io intanto un caro saluto a Anthony, che è un amico, però credo insomma, che iniziare a parlare oggi di presa in giro quando ancora non sono passati 2 anni, sia questo strumentalizzare le parole del ministro, è un'attività che si sta facendo. Se fra 2 anni non ci sarà la prima pietra, allora potrei dire che è stato tutto strumentalizzato alla candidatura. E tengo a precisare che si parla di ponte ancora prima che Valeria Sudano uscisse come candidata, quindi credo che siamo un po' fuori onda da questo punto di vista. Brava la Tardino, è brava la Tardino. Allora, mi ha colpito anche la notizia, prima di andare in pubblicità poi vediamo le grafiche di Demopolis, l'età del professore Caserta, che sembra mio coetaneo onestamente. Complimenti professore. Pubblicità e poi torniamo con le grafiche di Demopolis. Rientriamo in diretta, il punto di oggi 26 di marzo, a 2 mesi dal voto per le amministrative, parliamo dell'effetto Hellish Line attraverso le grafiche di Demopolis. Saluto ancora, è con noi il segretario provinciale del partito, il segretario regionale del Partito Democratico Antonio Barbagallo, Totò Calì, che sta con le sue vignette, adesso le facciamo vedere subito una, il professore Maurizio Caserta, candidato del Fronte Progressista al Comune di Catania, a Palazzo degli Elefanti in qualità di sindaco. C'è un altro candidato, anzi altri 2 candidati a sindaco di Catania. Uno è Pippo Arcidiacono, ex assessore del Comune di Catania nella Giunta Pogliese, che si candida, insomma. Ma con chi si candida Arcidiacono? Fratelli d'Italia, no?
Indipendente? Sono candidato. Punto. Chiaramente poi... I simboli glieli mettiamo dopo. Candidato, sto andando avanti, aspetto che Fratelli d'Italia possa decidere sui nomi che oggi corrono. Tanto stanno arrivando, sa Arcidiacono, stanno arrivando un sacco di messaggi alla nostra linea di WhatsApp, diciamo, tutti a suo favore. Dico, preparato, insomma, complimenti. Diciamo, ha anche un buon, ha colpito, ecco, in qualche modo. Ora qualcuno glielo leggo, anche più avanti. C'è Annalisa Tardini, è rimasta con noi, ovviamente la segretaria regionale della Lega di Salvini, europarlamentare, con la quale stiamo anche dibattendo. Allora, Tardino, guardi questi grafici perché possono interessare anche alla sua Lega, certamente interesseranno di più a Anthony Barbagallo e a tutto diciamo, il fronte progressista. Eccolo qua, questi sono i dati di Demopolis appena pubblicati, analisi dell'Istituto Demopolis sull'effetto Ellis-Line sul Partito Democratico. Intanto che cosa è successo? Diciamo, si è spostato diciamo, verso l'elezione di Ellis-Line un numero diciamo, superiore rispetto a quello stimato di elettori verso appunto il voto di Ellis-Line alle primarie. Era stimato insomma, un'affluenza del 62%, quindi 4 milioni, sono arrivati a 5 milioni e 800 mila elettori, quindi l'effetto Ellis-Line diciamo, sull'affluenza alle urne è stato, o delle primarie, insomma, potremmo anche definirlo così, di 1.800.000 voti, quindi questo è il primo grafico. Seconda grafica, sempre da parte dell'Istituto Demopolis, che racconta appunto che cosa è successo all'effetto Ellis-Line. Eccolo qua, diciamo quel 1.800.000 voti, diciamo su 100 elettori del Partito Democratico, da dove arrivano? E qui insomma c'è da fare un'analisi. Il 70%, che è un numero importantissimo, cioè 1.250.000 voti, arrivano dal partito più forte d'Italia, che è il partito degli astenuti, cioè quelli che non andavano a votare si sono appassionati a questa corsa delle primarie del Partito Democratico e hanno votato appunto per Ellis-Line in questo caso, perché lo ricordiamo, il voto delle primarie del Partito Democratico, cioè il gazebo, ha ribaltato il voto dei circoli che avevano scelto Bonaccini. Poi, da dove arrivano altri voti a Ellis-Line? Dal Movimento 5 Stelle, che è sempre, no, ritorniamo sul grafico precedente, lo dico alla regia. Da dove arrivano? 16 di questi 100 voti, quindi un 16%, dal Movimento 5 Stelle. Altri 5 da Sinistra e Verdi, il 9% votavano altre liste, non si capisce bene se di centro-sinistra, immaginiamo di centro-sinistra. Quindi questo effetto Schlein in qualche modo diciamo, è tangibile, no? Si vede. Barbagallo, vi preoccupa, è la domanda poi che faccio successivamente a Annalisa Tardino, vi preoccupa insomma, questa ripresa di vigore del Partito Democratico? Prima Barbagallo e poi Tardino. Allora, è evidente che quando Elli ha proposto la sua candidatura per la segreteria nazionale del Partito Democratico c'era una spinta forte che veniva da mondi che magari rientravano nel perimetro della storia del Partito Democratico, del centrosinistra, però avevano da tempo non venivano a votare oppure avevano subito lo scotto di alcune delusioni politiche. E certamente la proposta di Elli è stata accompagnata da alcune caratteristiche, quella della freschezza, quella della caratteristica su alcuni temi, non solo i diritti, ma soprattutto il tema dell'ambiente, della nuova classe dirigente, un po' di freschezza che deve caratterizzare certamente il campo progressista. Noi da questo punto di vista chiederemo subito, già la prossima settimana, un incontro al commissario Mazzei, perché venga garantito a Catania, a differenza di quello che è successo a Palermo e a Messina, la possibilità di avere il certificato elettorale per tempo, perché purtroppo nelle elezioni di Palermo e di Messina ancora l'ultima settimana quasi 50.000 cittadini a Messina e oltre 200.000 a Palermo non avevano il certificato elettorale e noi dobbiamo mettere in condizione tutti i cittadini, i catanesi e delle altre città al voto in Sicilia di andare a votare. E quindi chi vuole votare deve votare, no? Cioè, certo, deve avere la possibilità di votare. Sennò... Perché qualche ritardo preoccupante c'è stato e una parte dell'astensionismo a nostro giudizio è dovuto proprio al fatto che quando non si trova la tessera elettorale, poi bisogna andare a fare la fila a Castellursino, si perde un giorno intero, chi è che lavora non ci può... Quindi ci sono una serie di complicazioni che spesso scoraggiano il voto e da questo punto di vista vogliamo essere certi che ogni cittadino catanese che voglia andare a votare deve essere messo nelle condizioni migliori per farlo e per tempo. Annalisa Tardino.
Ma guarda Luca, allora a me non scoraggia affatto, intanto così come abbiamo visto nello schema sappiamo tutti che queste elezioni non sono solamente, sono aperte a tutti, a chiunque, quindi ecco anche io non potevo andare a votare per le primarie del PD, quindi insomma ritengo che non sia un dato reale. Poi anzi l'elezione a segretario del PD di Elis Klein sinceramente ci conforta perché Eli è proprio il prototipo della sinistra inconcludente, perché è sicuramente, fammi finire, nel senso che è così legata a un mondo ideale, nettamente scollegato invece a quelle che sono le esigenze concrete e reali del paese, cosa che invece Bonaccini da governatore conosceva, che credo porterà il PD su quel binario di idealismo poco attinente alla realtà, per cui credo che la maggior parte dei cittadini non potranno scegliere questo filone del PD. Noi infatti ci auguravamo che non fosse Bonaccini il segretario del PD, e quindi questa scelta della Schlein ci comporta. Siamo due mondi completamente separati e noi riusciremo a coltivarci ancora meglio il nostro elettorato. Il PD parlerà di green, di quel green che peraltro sta anche in Europa prendendo la strada per uccidere totalmente la nostra economia, parlerà di tematiche idealistiche, di mondi per i quali ci si batte senza capire che non è la priorità del Paese, e mi riferisco per esempio a tutte le richieste legate al mondo LGBTQ e oltre. Quindi ritengo che questa scelta che hanno fatto gli elettori del PD, aiutati dai non elettori del PD, agevoli la destra. Mi sa che non ci vedranno arrivare neanche a Catania, come è successo a livello nazionale. Le piace Elis Schlein come... Sì, sono stato uno di quelli cui faceva riferimento l'onorevole Tardino, che è andato a votare in massa. Mi piace per una ragione, esattamente per la ragione opposta indicata dall'onorevole Tardino, e cioè che rappresenta, fatemelo dire in questo modo, il mainstream internazionale, e cioè ci sono luoghi, l'Europa, le Nazioni Unite, dove questo approccio è ormai consolidato da decenni. Noi ci arriviamo un po' tardi. E allora qual è il modello? Forse la Russia di Putin, cui la Lega sta pensando? Noi per fortuna pensiamo ai modelli che l'Europa ha adottato, le grandi organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite per cominciare, che guardano all'inclusione, all'apertura, al rispetto, come assi fondamentali non solo di giustizia o di moralità, ma di crescita, di sviluppo. Non si cresce se ci si chiude, non si cresce se si vanno le cose in casa. E questo speriamo che prima o poi tutti, sia sul piano nazionale sia a livello locale, queste cose le capiscano. Allora, devo dare anche conto di non posso farvelo vedere, però ve lo leggo, mi ha mandato, tutti gli istituti demoscopici fanno un po' dei sondaggi settimanalmente su quello che è il polso della politica nazionale e anche internazionale, se serve. In questo caso, proprio riguardo Elis Schlein, l'Istituto Piepoli mi ha mandato un grafico che riguarda la fiducia nei leader politici. In testa c'è sempre Giorgia Meloni, però al secondo posto, e questa è la vera novità, c'è Elis Schlein, che Giorgia Meloni tiene un 47% di fiducia, Elis Schlein un 40%. Resta alto ancora Giuseppe Conte, cioè gli italiani si fidano ancora di Giuseppe Conte come dovremmo misurare insieme a Catania se li sommano. Come leader politici. Matteo Salvini è al quinto posto, lo dico per la nostra Annalisa Tardino, con un 20%. All'ultimo posto però c'è Beppe Grillo, Di Maio e tutti questi qua che sono caduti praticamente nel dimenticatoio. Per la prima volta, da un bel periodo, da un lungo periodo a questa parte, Fratelli d'Italia non solo si ferma ma perde uno 0,5%, quindi come hanno
diciamo, interpretata in molti, diciamo, può essere la fine della luna di miele di questo governo. Guadagna molto invece il Partito Democratico, che per Piepoli è al 17,5%, per SVG invece arriva al 20%, comunque risale e diventa il secondo partito, resta il secondo partito italiano. Poi c'è il Movimento 5 Stelle e la Lega su tutti gli altri partiti, quindi la Lega rimane comunque un partito di riferimento. Mi dicono dalla regia, ecco, questo lo dico anche ai candidati a sindaco di Catania, voi avrete certamente un altro avversario politico diciamo, a questa corsa, che è questo signore qua che ci ha contattato e ha detto che voleva intervenire in questa trasmissione. Buonasera, lei chi è? Buonasera, la ringrazio, dottor Ciliberti, saluto i colleghi. Chi ha detto col cognome? Che cosa? Castorina, la vaccinano. Ma chi è lei? No, ho chiesto alla regia se mi potevano dare la voce di un personaggio, di un attore, e dice c'è disponibile quella di Astorina. Vabbè, ma lei chi è? Che cosa fa qua? Io mi presento per adesso il sindaco mascherato, perché bisogna cambiare la politica, bisogna fare una cosa completamente diversa, perché prima i sindaci mettevano la faccia e facevano tutta un'altra cosa. Io non metto la faccia, divento mascherato e poi mi svelerò dopo, immediatamente dopo, così coloro i quali mi voteranno avranno l'idea: ma sai che non me lo aspettavo, ma sai che è veramente sì, perché l'idea deve essere quella di ma scusi, ma come la contattano? Cioè, dove c'ha una segreteria politica, un comitato elettorale? Abbiamo dei covi. Io ho una serie di covi. Attenzione, attenzione, è un concetto moderno questo di... Sì, è un concetto moderno. Attenzione. E poi per quanto riguarda i Santini, ci vediamo a Casello di San Gregorio, scambiamo i Santini prima di entrare a Catania. Taglio. Sì, per poco prima di rientrare a Catania, appena si rientra a Catania. Ho capito. E come faccio a convincere? I suoi candidati ce l'hanno una faccia o no, quelli della lista? Alcuni ce l'hanno quale d'altra parte. Non dica, il sindaco mascherato, scusi. No, sono mascherato. Ciliberti, la prego. Io chiaramente stimo tutti i miei. Io eventualmente non dovessi riuscire a vincere a prima botta, ecco. anche se è arrivato. Dovessi vincere, io sono contento e felice di potermi apparentare con chi mi offre di più. Lo dico già da adesso, non ho problemi di destra, di sinistra, di centro, assolutamente niente. Proprio un uomo di ideali, proprio di ideali forti. Sì, i miei ideali sono fermi, volevo anche dire una cosa. Barbagallo dice qualche proposta la riceverà certamente. Sì, lo sai. La ringrazio. Per una Catania che vuole essere al passo coi tempi, io le torno a dire, per quanto riguarda la mia campagna elettorale, posso solamente dire chi mi porta da 10 a 15 voti, ci sono 2 contravvenzioni che posso togliere. Così, proprio. Così, a 50 voti, viranda abusiva da sanare, senza problemi. Questo mi sembra il programma elettorale di un altro sindaco, un tale Lamazza, che lei conosce, della sua compagnia di giro. Abbiamo fatto una coalizione, Quindi con Lamazza, l'altro che... Sì, Fasullo, c'è anche il Concetto Fasullo, che vorrebbe concorrere, però in questo momento... Senta, volevo dire una cosa. Prego. Dura tantissimo che in poco stai occupando. Ma la dobbiamo mantenere in incognito, no? Non possiamo. No, sono d'accordo. La cosa che mi fa impazzire, io sono in un noto ristorante catanese e mi stanno vedendo così. Ci sono delle persone che stanno andando via e non per Luca, tu mi puoi fare delle cose. Dai, c'è il professore Caserta, qua c'è Lanfranco Zappalà, vuoi dire qualcosa Lanfranco Zappalà? Ma io saluto tutti, Ciao, però Gio. sono in una... Ma che Gio è? Il cantante mascherato, pure il sindaco mascherato. Il sindaco mascherato.
Va bene. Luca, io Quindi non la possiamo invitare se non in collegamento, perché è in incognito. Sì, no, anche perché io salto da parte, ho dei rifugi così come Diaboliti. Desidero dire, rinfrancare, rincuorare i miei colleghi, non ci fa niente, per questa tornata sarò io il preferito, però avrò un occhio di riguardo per tutti quanti. Eventualmente dovesse non accadere che io salga a primo acchitto, tenetemi a vostra completa disposizione. Un assessorato, una cosa così, come il quello che ha detto il Coda, non so se ha detto il Coda. Indecoroso, forse ce l'aveva con lei, indecoroso candidarsi solo per ottenere un assessorato quando non si ha alcuna possibilità di essere eletti. Chi l'ha detto? Il Codacons. Il Codacons. Un'associazione seria. Va bene, grazie Sindaco Mascarato. Io vi ringrazio, grazie a tutti voi e buon voto a tutti. Grazie. Tra 2 mesi vediamo che succede. Qualcuno lo voterà, secondo me. qualcuno lo voterà, sono convinto. Grazie Sindaco Mascarato, che aveva stranamente la voce di Gina Storino. Ma come fanno qua questi effetti? Dopo Chat GPT che fa i temi. Va bene. Allora, leggo un po' di messaggi e poi andiamo in pubblicità e poi le vignette, anzi prima della pubblicità le vignette. Allora, oltre che preoccuparsi dei certificati elettorali, perché il PD e tutti gli altri partiti non si muovono per consentire ai lavoratori e agli studenti fuori sede di potersi recare con i biglietti aerei accessibili a tutti? Biglietti aerei qua. Poi i tifosi di Zappalà dicono è l'unico che può cambiare la politica partendo dalla base, dai giovani della nostra generazione. Questo è un messaggio per Zappalà. Buonasera, ritengo che questa città deve essere gestita da Lanfranco Zappalà che ha scatenato le cose. La clac, no, assolutamente. No, poi il professore Caserta è favorevole all'invio di armi all'Ucraina? Questa è domanda. Favorevole, professore? È una domanda? Assolutamente sì. Assolutamente sì, hai risposto a questo telespettatore. Valeria Sudano, oltre all'esperienza, conosce i problemi della città e quindi è l'unica candidatura credibile, quindi arrivano anche messaggi per tutti, poi ci si accende, no? Si fa il tifo. Non capisco, questo ce l'hanno con lei, non solo messaggi diciamo di auguri e di complimenti per Pippo Arcidiacono, ma qua qualcuno le dice non capisco come si candidano a sindaco ex assessori di una giunta fallimentare come quella di Pogliese. Arcidiacono. Ma io non so a cosa si riferisce questo, per carità, le critiche sono utili, però bisogna capire a cosa intende per fallimentare, visto che è stata un'amministrazione che ha affrontato un dissesto, che non ha certamente creato questa amministrazione, ha avuto il Covid per 2 anni e passa, quindi non so a cosa si riferisce. Sarebbe molto utile sapere con chiarezza qual è il suo punto di vista, non così generico. Zappalà, un attimo, abbiamo una cosa, si è creata una polemica, sai che l'ha risposto Totò Cuffaro, Zappalà? Facciamo vedere anche perché. Perché, lo spiego velocemente, questa settimana Lanfranco Zappalà, che corre da candidato indipendente, a proposito, fa sempre parte di Azione, lei no? Io sono iscritto anche ad Azione e anche al Partito Democratico, perché credo che no, lo dico perché quando c'è stato l'unione col Partito Democratico nei confronti del Movimento 5 Stelle, io non ho condiviso, l'ho anche esternato in Consiglio Comunale. La lista che io rappresento è una lista civica, ma ovviamente la mia storia è una lista riformista, dove all'interno di questa lista ci sono soggetti, così come hai detto poc'anzi, anche la Democrazia Cristiana, quella di De Gasperi, quella di Aldo Moro, torniamo su questo punto. Quindi ha aggregato dei movimenti e dei partiti, tra questi la Democrazia Cristiana. Perfetto. La Democrazia Cristiana, adesso prima di fare vedere il post che ha fatto Totò Cuffaro, un attimo, lo mettiamo in onda tra poco, la Democrazia Cristiana ha un simbolo storico, no? Che è stato riconosciuto appunto a questo partito dopo varie vicissitudini con delle azioni legali, quindi c'è un partito che si chiama Democrazia Cristiana che ha lo scudo crociato, gli appartiene legalmente. In Sicilia c'è un'altra Democrazia Cristiana, probabilmente più conosciuta, più vicina all'elettorato, che si è espressa già in alcune elezioni, ha ottenuto anche dei voti, ha ottenuto i voti alle amministrative di Palermo, ma anche alle regionali, che è quella di Totò Cuffaro, che si chiama Nuova Democrazia Cristiana. Allora è successo questo, Totò Cuffaro ha fatto un post, che è questo che leggiamo e che mandiamo in onda
Eccolo qua, la DC che per le amministrative a Catania ha siglato un accordo con il candidato sindaco Zappalà, non è la nostra Democrazia Cristiana, quindi siamo alle precisazioni. Zappalà che ha combinato? No, io non ho combinato nulla, il problema è che ha fatto benissimo Totò Cuffaro a chiarire che la Democrazia Cristiana che sta appoggiando il sottoscritto è quella storica, quella con lo scudo crociato, non la Democrazia Cristiana nuova. Questo ovviamente è un problema tra di loro, diciamo democratici, no? Come Democrazia Cristiana. E quindi è un momento in cui la Democrazia Cristiana, quindi quella storica, decide di appoggiare la mia lista civica, ovviamente la lista di Totò Cuffaro, quindi la Democrazia Cristiana nuova, si è lamentata. Si è lamentata perché si è trovata, diciamo, nella piazza la Democrazia Cristiana storica che potrebbe creargli problemi. Io ringrazio Saraniti, il vice segretario regionale, così come Endo Gerin, che è il responsabile nazionale, che hanno voluto dare la Democrazia Cristiana alla lista a cui io sto portando avanti. Quindi è un problema ovviamente tutto all'interno della Democrazia Cristiana, che a me dispiace, ma ha fatto bene Totò Cuffaro a chiarire che la Democrazia Cristiana che appoggia il sottoscritto non è la Democrazia Cristiana sua, quindi quella nuova, ma quella con lo scudo crociato con la scritta Libertas. Benissimo, chiarite anche questo. Vignette e poi andiamo in pubblicità. Piccole crociate politiche. No, e sai cos'è? Che quelle là hanno pochi voti, cioè, no? Quella di Cuffaro ha molti più voti in Sicilia, quindi se ne approfitta, diciamo, in qualche modo. Potrebbe essere questo, usiamo il condizionale, sorride Caserta, perché sorride, per la vignetta per la considerazione, per entrare. Faccio vedere queste vignette. Allora, centrodestra nel caos, candidature. Valeria Sudà non si capisce se si candida o non si candida, infatti dai, no. Non la vedo, su, dai, no. In pagina, eccola qua. Ecco. Su, dai, no, dai, no. Insomma, si candida, lei si candida. Lei si candida, però non si sa. Tardino, com'è qua? Andiamo avanti. Faccio vedere questa sul Ponte. Vai. Ponte è una storia che va da Carlo Magno a oggi, no? Io magno, non ti credere, anche noi ci magniamo. Perché insomma... è una su Caserta, ma non tanto su Caserta, ma sul concetto di seconda scelta. Ritorna qui la prima scelta. Bravo, Bravo. Spiddi. Spiddi, c'è un fantasma, è sparito. No, Spiddi, però... Spiddi, finito. Abbiamo finito? No, chi c'è questo? Perché anche il vescovo aveva in qualche modo anche il vescovo era sceso in campo, no? E fa l'elefante. Sei molto religioso. Perché è piegato, no? Perché è in ginocchio. In ginocchio mi ci hanno messo le amministrazioni precedenti. Insomma, sorridiamo, però insomma c'è veramente poco che sorridere. Pubblicità, poi torniamo per chiudere la nostra trasmissione di questa sera. Allora, rientriamo in diretta nella trasmissione di oggi, Il Punto, con i nostri ospiti, Anthony Barbagallo, segretario regionale del Partito Democratico, Maurizio Caserta, candidato alla poltrona di sindaco di Catania nel Fronte Progressista, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Sinistra Italiana, Europa Verde e Movimenti Civici, quindi insomma un bel gruppo politico, e in effetti, lo dico anche alla Tardino, no? L'uomo da battere per la destra, no? In questo caso Annalisa Tardino, europarlamentare e segretaria regionale della Lega. Beh sì, diciamo, l'uomo da battere, assolutamente sì, dico, ma ritengo che avremmo, diciamo, gli strumenti e gli argomenti. Voglio anche ricordare, diciamo, che nel disastro, insomma, in cui il sindaco Pogliese ha preso la città, non l'abbiamo certamente portata noi, quindi l'ha portata anche chi da decenni al comune di Catania, scusate, quindi siamo molto fiduciosi su quello che possiamo fare, anzi durante questa amministrazione, come ho detto, cioè non mi stanco di ripeterlo, ci sono stati adottati dai governi nazionali dei provvedimenti che hanno consentito a Catania di andare avanti, e quindi altro che, diciamo, disastro dell'amministrazione di centrodestra, ma possibilità per una città di continuare a vivere. Invece con le amministrazioni precedenti avevamo avuto tutto l'opposto, quindi gli elettori sanno, insomma, di chi sono le colpe.
Allora, Barbagallo, scusate, non Barbagallo, scusate, Pippo Arcidiacono e Zappalà. Anche voi, diciamo, al di là della candidatura, della fuga in avanti, avrete certamente una idea di città, no? Cioè, insomma, prima parlo con Arcidiacono, che insomma l'ha amministrata in qualche modo questa città, le hanno accusata anche di averla amministrata male questa città. Arcidiacono. Ma guarda Luca, ovviamente sì. Cos'è che non è andato? C'è un mea culpa anche per onestà nei confronti dei telespettatori. Certo non si può dire insomma, che questa città voglio dire, sia arrinata con quest'ultima amministrazione. Ma guarda, chiaramente se si vuole poi tagliare il pelo in quattro si può dire tutto e il contrario di tutto. Di fatto, ma non è il pelo. No, ti dico perché sai, io a parte che sono sempre diretto e dico le cose come stanno. Innanzitutto non hanno permesso a Pogliese di amministrare, è stata per tanti anni, per diversi anni, entra ed esci, chiaramente con uno stato confusionale che ha determinato certamente una conduzione non continua dell'amministrazione. Considera che ciò nonostante, io ricordo, forse qualcuno l'ha dimenticato, che sulla zona industriale in questi anni si è insediata l'altro modulo dell'ST con un grosso investimento di quasi 4 miliardi di euro, di dollari, scusate, o la stessa cosa per quanto riguarda Enel Green Power. Ma questo che significa? Però ci diamo, io lo so, questa trasmissione è una trasmissione diciamo, dove non ci si nasconde dietro le parole. Cioè che significa che se c'era Caserta per esempio sindaco, se c'era Barbagallo sindaco, questo non sarebbe avvenuto? Non te lo so dire, questo non si può andare. Cioè è chiaro che la ST sceglie perché ha delle convenienze anche diciamo, di natura imprenditoriale, al di là di chi amministra, no? Cioè, che credo siano derivate dalla regione prima di tutto. Per investire bisogna avere fiducia nelle amministrazioni, Luca. Se non c'è fiducia nell'amministrazione non si investe. Evidentemente per averlo fatto c'è stata fiducia. E poi vorrei ricordare che a Catania è mancato solo lo tsunami. Sostanzialmente c'è stato di tutto e di più e credo che chi ha vissuto, Lanfranco è stato uno di questi, ma penso che il professore Caserta dalla sua possibile osservazione abbia potuto notare anche la stessa cosa. Certamente non è stato un periodo molto, molto facile e comunque in ogni caso io starei qui ore a poter dire ciò che è stato fatto nel corso di questi 4 anni che hanno visto l'amministrazione comunque andare avanti. È una cosa molto importante che sfugge a molti. Oggi è una città che riparte dai disastri di 1.560 milioni di euro di deficit che abbiamo trovato. Certamente non l'abbiamo fatto noi, è chiaramente un'amministrazione che si è dovuta sedere a capire come superare questo problema, dove ovviamente non soltanto non c'era in quella occasione la possibilità di fare null'altro, ma con un personale che via via si diradava. Ricordo che se non avessimo avuto quei 70 che sono stati presi nell'ultimo periodo, circa 50 vigili urbani, eravamo in pratica con personale ridotto a zero e consideri che se non si ha il personale per poter per esempio fare i progetti si perdono i finanziamenti. Forse qualcuno ha dimenticato questo, probabilmente è facile sparare sul pianista, ma vivere le questioni come ha vissuto questa città credo che sarebbe molto meglio che criticarla sì che è simplicita e poi è facile. No, ma no, qui bisogna insomma, fare davvero una riflessione che sia costruttiva, lo dico perché ci sono anche altri candidati, dico è inutile poi diciamo, tirare sempre acqua al proprio mulino, nessuno punta il dito su nessun altro, però è chiaro che poi quando si guardano gli indicatori della qualità della vita diciamo, sono passati altri 5 anni in vano, ce la siamo presi con quello che c'era prima ed erano passati altri 5 anni, quello che c'era prima lo stesso, diciamo, l'unico periodo in cui è cresciuta Catania è diciamo, quando si poteva spendere espandere a piacimento. Dico, qualche riflessione, perché noi non cresciamo e le altre città crescono, diciamo, non guarda, solo le città del nord. Credo che bisognerebbe interrogarsi anche su questo. Interrogati sul fatto che dobbiamo guardare avanti e cercare di ripartire, che è la cosa forse più importante, e di dare esattamente quello che si vuole fare per poter fare diventare questa città davvero quello che purtroppo fino ad oggi non c'è stato. Quindi è inutile guardare indietro. Io sto guardando indietro, io sto guardando all'attualità, oggi. Non tu, dico oggi è così. Vediamo di capire chi è capace di riportarla ai vecchi fasti, Catania, Luca, se non meglio. Luca, io invece credo una cosa, io credo che
continuare a litigare tra destra, sinistra, centro-sinistra. Io credo che oggi la città è stanca. La gente vuole voltare pagina, vuole cambiare, ma cambiare non soltanto nei modi e nei metodi, vuole cambiare anche negli uomini. Perché se andassimo a vedere i candidati o chi comunque in questo momento vuole amministrare questa città, sono sempre ma la gente non gliene frega niente degli uomini, la gente vuole vedere le strade pulite, vuole uscire di casa, Luca, e stare sicuri, Luca, e soprattutto vuole che ci sia lavoro. Queste sono le cose che ci chiedono qui. Attorno a un candidato c'è un programma, c'è un progetto, ci sono innovazioni. Questo è il problema. Il problema è che la gente rivota sempre, si lamenta, ma poi rivota sempre gli stessi. Allora noi offriamo una cosa diversa. Diciamo, guardate, c'è una possibilità di poter cambiare. Se volete cambiare bene, altrimenti se non volete cambiare, votateli, ma poi non vi lamentate. Allora il problema è che in questa città noi non siamo andati avanti perché c'è stata sempre questa diatriba tra centrodestra e centrosinistra. La gente è stanca, la gente vuole cambiare modo, metodi e anche uomini. Cambiare, tu c'hai la vignetta sul cambiamento? No, io c'ho sulla tradizione. Sulla tradizione, quindi non cambiare, tradizione. Qual è la tradizione? Allora, c'è Enzo Bianco che sì. Dai, che sì. Storia dei fiori. Non bocciatemi, dice, sbocciatemi. Enzo Blanco. Enzo Blanco che tira i calci, però no, come quello di Sanremo. Allora, Barbagallo. Abbiamo parlato poco degli altri comuni, lo faremo ovviamente più avanti anche con Annalisa Tardino, però è che capite che la questione Catania, no? Entrambi dirimenti in qualche modo in questo periodo, anche perché poi manca il candidato del centrodestra, quindi l'uomo con cui, o la donna con cui si deve confrontare poi il vostro fronte, che è il fronte progressista, no? Diciamo, nel duopolismo si cerca l'avversario vero, che immagino, no, Caserta, sia quello del centrodestra in questo momento. Sì, non dimentichiamo che negli ultimi 23 anni, 18, questa città è stata governata dal centrodestra, quindi se si va indietro un po' di responsabilità anche da quella parte devono essere cercate e forse trovate. Barbagallo. Ma dovrebbero avere il coraggio, come dire, tutte le forze politiche di centrodestra di riconoscere quello che stava dicendo adesso Maurizio Caserta, che hanno amministrato la città in questo secolo dal 2000 fino al 2023 per 18 anni su 23, quindi la ricerca delle responsabilità, insomma, va fatta in modo condiviso. Certamente la coalizione progressista che si presenta agli elettori è l'unica coalizione che non è stata, come dire, che non ha responsabilità particolari negli uomini, e abbiamo l'ambizione anche nell'indicazione degli assessori che condivideremo sull'indicazione appunto che darà il professore Caserta insieme con gli altri partiti, anche di garantire una certa proprio freschezza nel nuovo gruppo dirigente. Alcuni nomi già sono usciti in questi giorni, proprio la caratteristica deve essere una nuova generazione che si misura al governo della città. Nel passato gli altri hanno fallito, noi siamo convinti che oggi si apre una pagina nuova per Catania e abbiamo tutte le carte in regola per amministrarla nel modo migliore. C'è una domanda per Arcidiacono, questo è un po' anche divertente. Cioè, Arcidiacono, la scorsa settimana si è tenuto, diciamo, il congresso dell'MPA. Lombardi è ritornato, ha parlato, insomma, sta facendo adesso la politica attiva, quella che gli è mancata per tutto questo tempo. A questo convegno dell'MPA c'eravate tutti voi di Fratelli d'Italia, ma perché? C'era lei, c'era Manlio Messina, c'era Pogliese, c'era Ruggero Razza. Ci ha invitati, Luca. Quindi. Ci ha invitati il Raffaele, con cortesia era giusto andarci, anche per sentire cosa doveva dire. L'abbiamo ascoltato e ha confermato la sua assoluta presenza nel centrodestra, che se non trova una soluzione unica lui si candidava, così alla fine è stato. Quindi non puoi non andare dove sei invitato, è una questione anche di cortesia. Senta, Arcidiacono, lei tornerebbe indietro, diciamo, da questa sua candidatura se no, che cosa si verificasse, qualche soluzione, insomma. Ma guarda, che succede? Io o se ne va con la Lega, se la trattano male? Io sono di Fratelli d'Italia, questa è una leggenda metropolitana. A Tardino vorrebbe Arcidiacono nel partito? Sì, però mi parlano tutti benissimo, quindi arrivano un sacco di messaggi qua, Arcidiacono è il migliore, il più bravo. Con i nostri. Grazie, ti ringrazio. Guarda, io sono, ripeto, candidato, poi qualcuno mi dovrà dire perché no, perché non vado bene o perché magari c'è qualcosa di diverso. A quel punto ovviamente metterei a ragionare, a capire, ma fino ad allora, finora nessuno mi ha detto nulla, tant'è che io
lo sto procedendo regolarmente, poi se qualcuno... Aspetti, io ho qua il mio traduttore dal politichese. Barbagallo, che vuol dire quello che ha detto? È semplice. C'è il mio Google Translate dal politichese, cioè italiano politichese. Ciao Anthony. Ciao Pippo, io non credo che il centrodestra litigherà né a Catania né negli altri grandi comuni al voto in Sicilia. Hanno una capacità di procedere a questo balletto di candidature per poi trovare il comune denominatore. L'abbiamo visto già per le elezioni regionali, per le politiche. È una tattica dove sono maestri e quindi noi guardiamo al nostro campo, portiamo avanti con coraggio la nostra candidatura, le nostre idee e la nostra coalizione che arriva larga e unita a questo appuntamento elettorale. Allora, l'ultima vignetta... se posso Luca, diciamo, non è una tattica, è che abbiamo tanti uomini di spessore, quindi diciamo, è difficile scegliere, diciamo, a differenza di altri che poi c'era a Palermo per esempio, no? Cercavano nella società civile, quindi invece noi abbiamo politici di alto livello, per cui è difficile scegliere. E comunque, per dirci le cose, credo che alla fine a Catania l'ultima parola sarà proprio di Giorgia Meloni. L'impressione è proprio questa. Quello che pensano un po' tutti. Insomma, vedremo che succederà, Si dovranno parlare prima o poi questi due, Salvini e Meloni, almeno si dovranno parlare. Forza Italia per ora resta a guardare, insomma, fa da pacere. Allora, grazie a Annalisa Tardino, segretaria regionale della Lega, grazie per essere stata. Adesso torna più spesso adesso che è segretaria, Tardino. Ma guarda, diciamo, sai che insomma, noi donne sappiamo dividerci, quindi farò tutto. Domani andrò a Bruxelles perché martedì votiamo il pacchetto immigrazione, dove sono relatrice per il mio gruppo, poi ritorno in Sicilia mercoledì, insomma cerchiamo di fare tutto. Sapete, lo dico ai nostri telespettatori, colgo l'occasione, perché all'Europarlamento, lo sanno qua i nostri ospiti, poi c'è davvero un gruppo, un partito che in qualche modo, seppur di espressioni diverse della politica, fa l'interesse dell'Italia e in questo caso della Sicilia, cioè i siciliani davvero, al di là del partito di appartenenza, cercano di fare delle politiche che in qualche modo portino avanti l'interesse della Sicilia. Allora, buon lavoro anche a Annalisa Tardino, grazie a Franco Zappalà, a Pippo Arcidiacono, a Maurizio Caserta, e bocca al lupo domani. Cosa dirà domani alla conferenza stampa? C'è un sacco da dire, c'è un programma lungo 20 pagine, ci sarà un sacco da dire, vi dovranno fermare. Dovranno fermare, quindi cominci presto perché poi se no non vai in onda nei TG. Grazie a Maurizio Caserta, grazie a Anthony Barbagallo. Prima di salutare Totò, fatemi salutare e mandare un abbraccio all'amico Alessandro Porto che insomma è stato con noi per tanto tempo, ho già perso la cara mamma, quindi condoglianze da tutta la redazione del Punto. Totò, ultima vignetta. Sì, su Zappalà, appunto, scrivetemi... No, su Zappalà, aspetta. Certo, sull'Anfranco Zappalà. Vediamo. Tutto schermo. Scrivetemi nel mio gruppo social su WhatsAppalà. Grazie a Totò Calì, grazie a tutti i telespettatori per essere stati con noi. Appuntamento domenica prossima, sempre qui su Telecolor con il Punto. Non ci fermiamo neanche per la domenica nelle Valle. Non ci fermiamo, solo per Pasqua ci fermiamo, solo per Pasqua. Questo lo dico come anticipazione. Buonanotte a tutti.